Raggiunge la maggiore età la festa dell'atletica veneziana che alla 18ª edizione ad Olo celebra un movimento capace di produrre talenti ma anche di superare tutti nell'organizzazione di grandi eventi. Sono molti i premi di prestigio e le notizie altisonanti con un parterre de roi di primissimo livello. Manuela Levorato, atleta di casa, Giovanna Volpato, ma anche il neocampione italiano di maratona Ruggero Pertile, a contornare un palco ricco di vecchi e nuovi amici. La reginetta dell'atletica veneziana 2013 è però Eleonora Calzavara, seconda classificata nel martello agli italiani cadetti, premiata come atleta dell'anno. Tutto iniziando a lanciare Vortex e poi il mio allenatore Raffaele Sartorato mi ha presentato il martello e da là è iniziato tutto. Insomma, a me piace e quindi lo faccio con passione. Un atleta che fa ben sperare, su cui noi ovviamente puntiamo, è tanta la strada che deve ancora percorrere, ma siamo fiduciosi che darà soddisfazioni nel futuro. Moltissimi giovani presenti assieme al capofila Riccardo Pagan, al quale manca un solo centimetro per gli europei junior. Sono sempre onorato di ricevere questo premio e spero che sia di buon auspicio proprio per la stagione all'aperto. Io ho di personale 7,39 e 7,42 ventoso. Io voglio andare ai campionati europei a Rieti, campionati europei junior, e spero di arrivare anche in finale. Spero di fare il minimo e spero di piazzarmi bene. Premi anche per i master dell'Atletica San Marco, per la Biotecna Marcon, società dell'anno e via via tutti gli altri, assieme ad un grande ricordo. Come ha fatto notare lo speaker Michele Stellon, presidente dell'Atletica Riviera del Brenta, settore giovanile dell'anno, l'Atletica veneziana ha voluto ricordare il grande Pietro Mennea non con un minuto di silenzio, bensì con il video dei suoi 200 seguito da una standing ovation. A proposito di Atletica Riviera del Brenta, ad Olo e dintorni si ode ancora la grande eco della Mezza dei Dogi 2013. 2 settimane fa c'è stato un evento importantissimo che è stata la Maratonina dei Dogi, che ha visto proprio l'esplosione di un'organizzazione che ormai è molto consolidata sul territorio, alla quale noi teniamo molto, quindi oggi si corona di fatto un percorso e se ne inizia un altro. Quest'anno il fatto di fare la festa dell'atletica qui ad Olo per me è una cosa bellissima, in quanto Olo è città europea dello sport, quindi una cosa in più da portare fuori dal nostro territorio. E a proposito di comuni sportivi, ecco la grande notizia dell'anno. Jesolo ad ottobre diventerà per la prima volta in assoluto sede di 2 campionati italiani giovanili. La Federazione Atletica Leggera ha fatto tesoro di questi ultimi 2 anni dove Jesolo ha ospitato un bellissimo campionato cadetti ed è per questo che abbiamo deciso di confermare anche per il terzo anno questo evento e non solo questo evento, ma abbiamo fatto una binata, quindi oltre al campionato italiano cadetti c'è anche il campionato italiano allievi, che anche questo è un campionato di assoluta importanza. È un bis che volevamo fortemente e ringraziamo la Federazione di Atletica Italiana che ci ha dato la possibilità di non soltanto di riavere i cadetti ma di avere anche gli allievi. Un riconoscimento delle qualità organizzative delle società che sono presenti nella provincia di Venezia, in particolare anche degli impianti che sono presenti a Jesolo. È una scommessa che facciamo con noi stessi, la città è una città che ha dato ampia dimostrazione di saper dare ospitalità e di saper dare le risposte opportune e necessarie, e quindi siamo molto fiduciosi che sarà un evento che ricorderemo un po' tutti quanti a lungo.